vento soffia propizio sul Salone Nautico di Venezia, ancora una volta ospitato all'Arsenale, l'antica fabbrica delle navi della Repubblica Serenissima, il luogo dove l'industria nautica ha inventato la prima catena di montaggio del mondo. Salone Nautico 2022, terza edizione, 9 giorni dal 28 maggio al 5 giugno, dove la tradizione va di pari passo con le più moderne tecnologie e soprattutto dove il filo conduttore è la sostenibilità ambientale, il tema su cui proprio Venezia si è candidata a capitale mondiale. Oggi tantissima gente, anche in occasione della festa della Repubblica, tantissimi visitatori dall'Italia, da Venezia ma anche dall'estero. C'è un primo, soddisfacente senso di riuscita della manifestazione. Il Salone Nautico è un punto di riferimento per l'Adriatico e per tutta la lunga rotta che da Venezia porta a Istanbul lungo il Mediterraneo orientale. Ed è una manifestazione fieristica che può vantare numeri tutti in crescita. Aumentano del 25% le imbarcazioni esposte, che passano da 240 a 300, di cui 240 in acqua, per una lunghezza totale di 2,7 km. Non solo, il 98% degli espositori dell'edizione del 2021 ha riconfermato la propria presenza, segno che le aspettative sono state mantenute. Quest'anno si contano 200 espositori, mentre sono circa 2000 gli operatori impegnati nella macchina organizzativa e 50.000 i metri quadrati espositivi. Dietro di me potete vedere il principale pontile, ovvero quello della Darsena Grande, con tutti gli yacht dai 20 ai 30 metri, ma è un salone che oggi presenta tutte le tipologie di barche, dalla cantieristica veneziana alle barche per tutte le tasche, ma con grandi novità anche sul mondo dell'accessoristica. Ricordiamo che in Arsenale sono presenti vari punti di ristoro, varie attività educative, si può visitare il sommergibile Dandolo, si possono fare prove di vela al Terzo, di Voga alla Veneta, di vela, insomma è l'occasione per passare tante ore all'Arsenale e scoprire tutto il mondo che vive intorno all'acqua. Tra yacht di lusso, barche a vela e palombari sono a tema anche le spettacolari opere d'arte contemporanea come le nuotatrici super pop in bronzo e resina di Carol Feuermann o i viaggiatori evanescenti di Bruno Catalano, che diventano tutt'uno con l'orizzonte del mare. Sempre più protagonista è la mobilità elettrica declinata in svariate modalità, come la E-Regatta, giunta alla seconda edizione. Una manifestazione internazionale unica nel suo genere, organizzata da Assonautica Venezia in collaborazione con Vela, per un futuro più ecologico e rispettoso dell'ambiente. Le barche elettriche permettono di navigare in silenzio, ascoltando il suono delle onde, senza odori, senza inquinamento e senza rumori, promuovendo il dialogo e la conoscenza reciproca tra chi è a bordo. Focus appunto è sensibilizzare l'opinione pubblica sulla mobilità sostenibile. Abbiamo iniziato ieri con una bellissima sfilata di tutte le barche elettriche, non solo quelle dei partecipanti ma anche quelle della città, quindi avevamo barche del servizio del trasporto pubblico di Ale Laguna, avevamo Veritas, avevamo il vaporetto ibrido di ACTV, quindi una trentina di barche che hanno sfilato silenziosamente per la città. Nella gara di slalom all'interno della Darsena Grande i piloti si cimentano in prove di manovrabilità, mentre nel nuovissimo format e-ballerina le barche si sfidano a ritmo di musica. E c'è anche la gara di velocità, costituita solo da barche monotipo e monomotore ad un pilota. Abbiamo una decina di partecipanti, di cui anche 3 aziende straniere da Austria, Slovenia e Svezia. Al Salone Nautico di Venezia è stata presentata la 9ª edizione della Venice Hospitality Challenge. Si disputerà il 15 ottobre prossimo nel bacino di San Marco tra 15 mega yacht
rappresentativi di altrettanti hotel a 5 stelle del capoluogo lagunare, invitati dallo Yacht Club Venezia. È l'unica regata che si disputa nel bacino di San Marco e le imbarcazioni devono avere l'abilità di fare manovra in spazi ristretti. Rispetto alle prime edizioni, gli yacht che si contenderanno il trofeo in vetro di Murano, raffigurante il cappello del Doge, sono più che raddoppiati. L'obiettivo è di rilanciare un turismo di qualità che ami e rispetti Venezia, con tante belle novità. È di poter far partecipare tutta la città a questa manifestazione, creando un ormeggio alle zattere per tutte le barche, così che i veneziani, i turisti, possono vederle da vicino e toccarle. A grande richiesta tornano anche per questa edizione le visite guidate al sottomarino Enrico Dandolo, varato nel 1967 e disarmato nel 1990, lungo 46 metri e largo 5. Piccolo e agile, aveva il compito di dare la caccia ai sottomarini nucleari nel Mediterraneo durante la Guerra Fredda. In realtà non entrò mai in azione con scopi offensivi, ma venne usato per pattugliamento ed esercitazioni. Oggi il Dandolo è installato in uno scalo di alaggio e varo all'Arsenale, vicino al rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, anch'esso recuperato e trasformato in uno spazio museale didattico. Ogni giorno a partire dalle 10:30 fino alle 19:30 visite guidate di 10 minuti per 7 visitatori alla volta, e quindi illustreremo un po' come si viveva, come si gestiva la vita in un sommergibile con questi spazi così ridotti. Tutto ciò che c'è all'interno è originale, quindi insomma è un'occasione importante per i visitatori e per vedere appunto questo pezzo di storia. Prevede la visita di 3 stanze, la camera motori, la camera manovra e la terza camera lancio. Io la chiamo un po' un open space perché dove c'erano i motori c'era anche la doccia, dove c'era la camera manovra c'era anche la toilette, e dove c'erano i siluri c'erano anche le brande e dove mangiavano. E a seguire in realtà è anche propedeutico alla visita una visita al bunker della Seconda Guerra Mondiale, in cui all'interno sono stati allestiti dei materiali didattici, modellini, disegni e anche alcuni giochi per spiegare i principi fisici di funzionamento del sommergibile, quindi adatto anche ai più piccoli. E anche quest'anno la Fondazione Musei Civici di Venezia promuove il concorso internazionale per la selezione di studi e progetti di barche per la navigazione sostenibile. Il concorso ricerca soluzioni innovative ed avanguardia, ma soprattutto ecosostenibili, con progetti di imbarcazioni da lavoro o da diporto caratterizzate da elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale. 3 gli elaborati selezionati dal comitato scientifico. Noi come fondazione non solo attraverso, devo dire, l'aiuto straordinario dell'ingegner Nuvolari, di Andrea Ratti, il gruppo del comitato scientifico che lavora sulle selezioni, abbiamo avviato questo progetto, questo programma, e qui oggi abbiamo esposto gli ultimi progetti selezionati, le proposte più interessanti, tutte di giovani designer e di giovani ingegneri e architetti. Il progetto che oggi presentiamo è il progetto Enea, un catamarano di 6,5 metri presentato oggi al Salone Nautico di Venezia e premiato come vincitore. E è stato disegnato partendo dalle esigenze di Venezia, quindi un catamarano a basse emissioni con una generazione di onde molto bassa, uno scafo dislocante con una buona autonomia e ottimizzato per una buona crociera per 4-6 persone a bordo. EcoFoiler è un progetto nato per risolvere un problema che c'è nelle imbarcazioni foiling. Il carbonio è la fibra più impattante sull'ambiente, sul mercato, quindi noi con il nostro composite, la fibra di lino, cerchiamo di cambiare anche i materiali delle imbarcazioni foil. Vogliamo creare questa barca che è semplice da navigare, sostenibile
e che ha un processo costruttivo sostenibile dagli stampi alle vele. Gli stampi sono in additive manufacturing della Breton e le vele sono di One Sail, 4 trifolte, riciclabili anche queste. Questo progetto è un trasporto passeggeri, quindi parliamo di una navigazione costiera, quindi di navigazioni giornaliere. Si tratta appunto di un motore ad idrogeno. L'idrogeno è un materiale che si sta studiando oggigiorno, ci sono molti progetti che stanno cercando di andare a definire questa tecnologia e migliorarla man mano. È una tecnologia ecosostenibile perché l'idrogeno deriva dall'acqua, quindi si può ricavare semplicemente utilizzando energia pulita. La sicurezza in mare è un altro tema importante del Salone Nautico 2022. Nel cuore dell'Arsenale trovano spazio molte barche di salvataggio, come il servizio di soccorso garantito 24 ore su 24 dalla Guardia Costiera o l'idroambulanza del Corpo Militare dell'Ordine di Malta, l'autopompa lagunare dei Vigili del Fuoco, i mezzi acquatici di polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Lagunare e poi i sommozzatori e le unità cinofile. Oggi abbiamo fatto una bellissima esibizione di soccorso cinofilo, soccorso con la moto d'acqua e con un gommone particolare che si chiama Zenobia, che domenica in esclusiva è un gommone che è abilitato anche per portare i disabili, quindi faremo una dimostrazione con una carrozzina proprio per far vedere che l'inclusività può essere anche in mare. Questi bellissimi 4 zampe sono tutte unità cinofile. Uno è in formazione, ma siamo sicuri che entro quest'anno diventerà unità cinofila. Abbiamo soccorso la Maria, quindi per il secondo anno consecutivo si è affidata alla FISA e siamo veramente orgogliosi di averla soccorsa nel modo perfetto e più veloce possibile. Mi sono divertita molto, la cagnolina nuvola è venuta a salvarmi, è stata bravissima e con tanta forza mi ha portato a riva, quindi è stato molto divertente e istruttivo anche sicuramente.